Allora, il 2 giugno non può non ricordarci che il suffragio femminile ha impegnato molte generazioni di donne in lunghi e difficili lotte per conquistare uno dei diritti fondamentali, il diritto politico. Le suffragette, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, hanno messo in seria difficoltà gli ambienti austeri della politica conservatrice dell'Inghilterra, della Norvegia, della Danimarca, dell'Islanda, degli Stati Uniti. E molti stati europei, prima della Prima Guerra Mondiale oppure immediatamente dopo, hanno dovuto aprire al suffragio femminile. La Norvegia, per esempio, nel 1913, la Danimarca e il Regno Unito tra il 1915 e il 1918, Svezia, Austria, Germania nel 1920. Quindi l'Italia resta con un notevole ritardo rispetto a questo movimento europeo che tra l'altro era partito dagli Stati Uniti. E voglio ricordare che nel 1912 e nel 1919, nel corso del dibattito parlamentare in Italia per il consolidamento del suffragio universale maschile, si era posto il problema di allargare alle donne il voto. Tutti i deputati chiamati singolarmente a votare, direi che all'unanimità di destra e di sinistra, votarono contro questo diritto e questo allargamento del voto alle donne. Le donne però non hanno mai cessato di organizzarsi in comitati, movimenti, di raccogliere proprio attorno a questa idea fondamentale firme importanti, firme del giornalismo, esponenti del mondo aristocratico. E per tutto il corso del Novecento, fino appunto alla Seconda Guerra Mondiale e dopo la Prima Guerra Mondiale, hanno continuato a dibattere, a organizzare congressi per imporre al Parlamento questo passaggio fondamentale. Dobbiamo però arrivare alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al mese di marzo 1946, ai mesi di preparazione del voto per l'Assemblea Costituente, per avere finalmente il decreto che ammette le donne al voto, ma soprattutto, e questo è per la prima volta, ammette nelle liste elettorali, quindi delle donne che devono essere votate, esponenti del mondo femminile. E questo è un passaggio fondamentale per la democrazia in Italia. Un passaggio fondamentale perché per la prima volta, dopo l'esperienza della guerra, che ha mobilitato moltissimo le donne nelle situazioni di crisi in città, sui fronti della guerra, per la prima volta, dicevo, le donne non solo votano, non solo diventano candidate ad entrare nei centri decisionali della politica, ma per la prima volta le donne portano un proprio progetto politico, che è stato discusso, elaborato, su cui si è riflettuto moltissimo proprio nel corso, diciamo, di questi 50 anni di preparazione al suffragio femminile. Che cosa cambia nel mondo nel mondo femminile, dopo che le donne il 2 giugno vanno a votare per la prima volta e vanno a votare anche figure importanti che provengono dal mondo della resistenza, o che provengono dal mondo che ha dibattuto i fondamentali diritti civili e politici per una ricostruzione del paese. Beh, io qua devo dire che come il voto, lo studio del voto e del suffragio femminile è importante per capire il processo che un paese compie per raggiungere una democrazia, l'accesso delle donne veramente ai centri decisionali e quindi il voto di donne che scelgono le donne o di uomini che scelgono le donne è un'altra spia dello stato di salute della democrazia, o in questa fase
all'inizio appunto di questo lungo percorso, quali sono effettivamente le condizioni che consentono alle donne di inserirsi in un paese che vuole costruirsi democratico. La domanda è che cosa cambia anche in Friuli allora, dopo questa fase. Io devo dire che l'Italia si presenta molto diversa, la situazione nelle grandi città è certamente più aperta, nei territori dove si conserva una tradizione culturale legata al mondo agricolo, legata ai piccoli paesi, dove non c'è stato un forte movimento, anche una forte esperienza di un socialismo, di un dibattito che ha portato al centro proprio i principi di una nuova democrazia, la risposta e soprattutto la partecipazione delle donne è molto lenta ma molto ostacolata da una serie di retaggi che l'Italia si porta indietro, perché di fatto, diciamolo, le donne possono votare, ma raramente le donne vengono votate. E la prima esperienza dura, soprattutto che le donne che hanno partecipato alla resistenza provano sulla loro pelle, è il momento in cui nell'aprile del 46, prima, quindi 2 mesi prima del voto all'Assemblea Costituente, c'è il rinnovo delle amministrazioni locali e queste donne hanno lottato, hanno in tutte le forme durante la guerra per la coesione sociale e nei primi mesi della ricostruzione dopo la liberazione hanno continuato a vivere in mezzo alle persone, a portare soccorso, ad elaborare principi importanti sempre per la coesione sociale. Ebbene, queste donne in pochissime vengono candidate, nessuna viene eletta, neanche negli ambienti democratici. Perché? Perché il principio che vale qui, come a Roma, come nell'Italia meridionale, come nel Veneto, come in Lombardia, è che le donne devono restare fuori dai luoghi pubblici della politica. Questa sarà il nuovo fronte della battaglia che le donne faranno per tutto il corso del Novecento e paradossalmente è un tema che ancora occupa l'agenda dei movimenti delle donne europee, italiane del 2020. Il discorso delle quote rosa, non dobbiamo dimenticarcelo. Che cosa significa le quote rosa? Poter partecipare alla vita pubblica, avere delle donne che rappresentano non le donne in senso stretto, ma un progetto di democrazia elaborato lì dove le donne da anni stanno elaborando i temi che riguardano tutta la collettività e tutta la società civile. I temi del lavoro, il tema dell'ecologia, il tema delle risorse e quindi il tema generale di una società che può crescere in forma democratica senza implodere sui propri errori.